in un condominio a Torri di Quartesolo nel Vicentino, 8 persone intossicate, tra cui 2 bambini. Una inquilina presa dal panico si lancia dal balcone per sfuggire a fumo e incendio. A Conegliano paura questa mattina all'alba per una forte esplosione che ha demolito il muro di una mansarda, illesi i giovani occupanti. Autonomia, invito Zaia a fare il governatore al sud, ma se non si responsabilizza abbastanza lo portiamo in piazza Mercato e gli tagliamo la testa. Bufera sulle parole rilasciate ai nostri microfoni da un costituzionalista di Napoli, insorge la Lega. Domenica tragica sul Piancavallo, 2 giovani escursionisti friulani muoiono dopo essere precipitati per 200 metri. Trampolamento fra 2 auto e un furgone porta valori a 4 tra Dolo e Padova, disagio la circolazione, 8 km di coda. Il Carnevale di Venezia è entrato nel clou, ieri 110.000 persone per applaudire il doppio volo degli angeli del Carnevale, Erika Chia e Nicolo Rossi. Era vittima di pesante bullismo ma si è riscattata con la break dance diventando una campionessa. La 19enne di Santa Lucia di Piave, Alessandra Cortesia, sarà premiata dal presidente Sergio Mattarella. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano, momenti di panico vissuti a Torri di Quartesolo, siamo in provincia di Vicenza, le fiamme in un condominio, quasi una decina di intossicati e il panico che spinge una donna a lanciarsi dal balcone. Ci racconta tutto questo la nostra Gabriella Basso in diretta proprio a Torri di Quartesolo. Gabriella. Buongiorno da Torre di Quartesolo, tragedia sfiorata questa mattina in una palazzina di via Cividale. Attorno alle 7 un incendio si è sviluppato in un appartamento al primo piano. Ad accorgersi delle fiamme i vicini di casa che subito hanno chiamato i vigili del fuoco, ma poi sono corsi ad allertare i residenti del palazzino, una ventina di persone in tutto, per lo più stranieri, che ancora erano assonnati, stavano dormendo e impauriti sono usciti in strada. Una donna presa dal panico si è gettata dal balcone, probabilmente del secondo piano, schiantandosi al suolo e rompendosi il femore. Fumo soprattutto che ha invaso la palazzina tra le fiamme che ha distrutto tutto il primo appartamento. Il fumo però ha provocato 8 intossicati, 9 le persone coinvolte, 8 gli intossicati, tra cui anche dei bambini, e la più grave, tutti che sono ricorsi ovviamente alle cure dei sanitari del pronto soccorso del San Bortolo, e la più grave è la signora appunto che si è gettata dal balcone rompendosi il femore. Da Torre di Quartesolo per il momento è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Gabriella Basso. A Conegliano invece un'esplosione, una boiler che demolisce letteralmente il muro di una mansarda e in questo caso illesi per miracolo i giovani occupanti. Sentiamo. Il botto all'alba, il muro che esplode sul tetto e la strada rumore di fondo sulla diretta della Gabri. Si è temuto il peggio questa mattina intorno alle 6 in via Verdi a Conegliano, dove probabilmente un guasto ha causato l'esplosione di una caldaia al 4º piano di una palazzina poco lontana dalla stazione ferroviaria. Devastata la mansarda dell'abitazione di una coppia con 2 figli di 8 e 13 anni, tutti rimasti fortunatamente illesi. Il boato, avvertito in un'ampia area della città, ha seriamente danneggiato l'edificio, la cui stabilità è ora al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti sul posto da Conegliano e Vittorio Veneto insieme alle ambulanze del SUAM 118. I primi testimoni, infatti, così come i primi soccorritori, temevano di dover far fronte a conseguenze ben più gravi. Solo per un puro caso gli occupanti non sono rimasti feriti, hanno respirato polvere e fumo rimanendo lievemente intossicati, ma non hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il loro appartamento è chiaramente inagibile, la famiglia dovrà ora trovare una nuova sistemazione. Sul posto anche carabinieri e polizia locale di Conegliano. Adesso lasciamo per un attimo la cronaca per parlare di autonomia. Le polemiche sono sempre più forti in queste settimane tra nord e sud, come sappiamo. Si è aggiunta anche una dichiarazione pesante che sta facendo discutere, le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni sabato da un costituzionalista dell'Università di Napoli che sull'autonomia del Veneto non ha usato giri di parole nei confronti del presidente Luca Zaia, e in queste ore sui social la Lega insorge. Sentite.
Parole gravissime, i veneti non si fanno intimidire, autonomia subito. Hanno scatenato una bufera politica le dichiarazioni rilasciate alla nostra emittente dal costituzionalista Massimo Villone, professore emerito dell'Università Federico II di Napoli. Un video in cui sono state riprese le parole pronunciate ai nostri microfoni è diventato immediatamente virale in rete. Ma io invito il Presidente Zaia a venire lui a fare il governatore, a patto che poi, se non si responsabilizza abbastanza, lo portiamo a Piazza Mercato e gli tagliamo la testa. A Padova, per confrontarsi sull'autonomia del Veneto in discussione in Parlamento, alla quale è contrario, il costituzionalista ha risposto così alla nostra domanda, che ricordava come secondo il presidente Zaia l'autonomia delle regioni aumenta la responsabilizzazione delle amministrazioni locali nell'utilizzo delle risorse. Tra chi condivide il video scrive un utente: sono inorridita, è un'allusione precisa a una piazza che è stata teatro di esecuzioni capitali, tra cui quella famosissima di Masaniello, il rivoluzionario napoletano che aveva cercato di ribellarsi all'oppressione del governo di allora. Durissimo il consigliere regionale Alberto Semenzato, che ha condiviso il video con la nostra intervista rivolgendosi direttamente al professore. Le sue parole intimidatorie in odor di minaccia ci scivolano come delle gocce d'acqua. Le rammento che anche qui a Venezia abbiamo una piazza dove svettano due colonne, quella di Todaro e di Marco. La polemica è fortissima, ma forse, come commenta un utente della rete, in fondo affermazioni così fanno il nostro gioco, quello di chi per l'autonomia del Veneto si sta battendo. Adesso torniamo alla cronaca. È stata una domenica tragica in montagna, in provincia di Pordenone, a Piancavallo, la morte di 2 escursionisti. L'allarme è stato lanciato verso le 13 e alcuni escursionisti hanno chiamato i soccorsi dopo che un loro compagno, Mizzao Francesco, 45 anni, di San Giorgio di Nogaro, era scivolato improvvisamente. Il gruppo stava affrontando l'alta via dei Rondoi, un sentiero attrezzato che attraversa le 5 cime di Piancavallo. Un volo di 200 metri. Immediatamente si è alzato in volo il personale dell'ali soccorso, ma mentre si stava dirigendo nel luogo dell'incidente, gli uomini del soccorso alpino hanno notato, in maniera assolutamente casuale, un secondo escursionista a circa 1800 metri che non si muoveva. Il medico rianimatore è sceso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Si tratta di Marzio Verardo, 51 anni, residente a Porcia. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava effettuando un'escursione da solo e nessuno aveva ancora lanciato l'allarme perché avrebbe dovuto rientrare a casa solo la sera. L'incidente, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere accaduto in tarda mattinata. Subito dopo l'elicottero si è diretto verso il luogo da dove era stato lanciato invece l'allarme. Anche in questo caso l'uomo è morto a causa dei politraumi causati dalla caduta. I 2 corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino con l'elicottero della Protezione Civile utilizzando un gancio baricentrico e portati presso l'obitorio dell'ospedale civile di Pordenone. Ricorderete certamente l'attentato sventato a Venezia a Rialto, i kosovari in cella, arrestati perché ritenuti membri di una cellula vera e propria terroristica pronta appunto a colpire a Venezia. Ebbene, il più giovane di questo gruppo potrebbe a breve beneficiare dei primi permessi. Questo ovviamente fa scatenare subito la polemica. Ci racconta quanto sta accadendo da Venezia Anna Maria Parisi. Anna Maria. Buongiorno da Venezia, dove si torna a parlare di terrorismo in Veneto con l'attentato sventato a Venezia a Rialto, lo ricorderete 2 anni fa. Arian, 18 anni oggi, l'unico minorenne all'epoca dei fatti della banda di terroristi insospettabili kosovari appartenenti, lo ricordiamo, alla cellula jihadista che 2 anni fa appunto voleva compiere la strage a Venezia, è a un passo dalla libertà. È proprio così, chiesto infatti il primo permesso premio per il baby jihadista, ma c'è di più. Il carcere mi ha cambiato, dice, ma non di persona. Lo scrive, e dove lo scrive? In un libro dove si firma con uno pseudonimo, con il nome di Ali. Questo libro ha un titolo, Un fiore tra le pietre, ed è un libro anche finalista all'ultima edizione del premio letterario Carlo Castelli, riservato ai detenuti delle carceri italiane. L'autore è stato premiato con un premio in denaro, 600 euro, e con l'adozione a distanza di un bimbo del terzo mondo. Insomma, il terrorista Arian dice di sentirsi bene, di aver capito che il tempo di cambiare vita è nella sua testa, nel sudore della sua fronte, nelle mani con cui lavora. Così sempre nel racconto, dove scrive pure poesie. Insomma,
Questo ex baby terrorista sembra essersi davvero pentito. Sarà vero, ci si domanda, o è solo una strategia? L'unica certezza al momento è che Arian sta scontando la condanna a 3 anni e 8 mesi nel carcere minorile di Cagliari. Con la buona condotta tornerà libero il prossimo inverno. Ma intanto il ragazzino, difeso dall'avvocato Federica Azzeni, ha chiesto per la prima volta un permesso premio. Vorrebbe infatti uscire di prigione, anche se solo per qualche ora. Il giudice deve ancora esprimersi, ma pare che Arian abbia buone possibilità in suo favore. Ci sono infatti le ultime relazioni del Dipartimento per la Giustizia minorile. Staremo a vedere, insomma. Da Venezia è tutto, Reline può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi, una nuova mattinata di passione per chi si è messo in viaggio lungo la A4, il tamponamento tra 2 auto e un furgone porta valori e i chilometri di coda. Sono arrivati fino a 8 km di coda lungo la A4 per un tamponamento tra 2 auto e un furgone portavalori avvenuto tra Pianiga e Vigonza. Nessuna conseguenza per le persone, ma pesanti disagi alla circolazione. I mezzi viaggiavano in direzione di Milano quando è avvenuto l'incidente. È stato perciò necessario trasferire il carico del mezzo portavalori su un altro veicolo e per farlo in sicurezza sono servite alcune ore. Sul posto i mezzi della società autostrada e 2 pattuglie della polizia stradale, oltre al SUEM e i mezzi di soccorso. Auto e furgone sono stati spostati nella corsia di emergenza per liberare la carreggiata, ma complice l'ora di punta sono servite alcune ore prima che il traffico tornasse regolare. Una brutta storia di violenza dalla Marca trevigiana costringeva con schiaffi e pugni un'anziana a prostituirsi in un appartamento. A denunciare quanto stava accadendo la sorella della vittima che ha allertato i carabinieri. La costringeva a prostituirsi, la obbligava a chiamare i clienti e a consegnargli il denaro che prendeva. Dovrà rispondere dell'accusa di sfruttamento della prostituzione un 46enne trevigiano. La vittima è una pensionata. Ad allertare i carabinieri è stata la sorella che da un po' di tempo vedeva un via vai di uomini dall'appartamento. Immediati gli accertamenti che hanno portato alla sconvolgente verità. L'uomo, fra l'altro, viveva nella stessa casa dell'anziana e non contribuiva a nessuna spesa. I clienti erano quasi tutti anziani, disposti a pagare dai 5 ai 20 euro al massimo, a seconda della prestazione sessuale. Una vicenda, hanno spiegato gli investigatori, che non si inquadra in un ambiente di degrado sociale. Non solo, ma il 46enne, accusato anche di furto dopo aver saputo della denuncia, ha rubato un televisore da 250 euro alla vittima. Nelle indagini è finito anche un 50enne trevigiano che dovrà rispondere di favoreggiamento. Sapeva quanto stava accadendo all'anziana e non ha detto nulla, eludendo le indagini. Sempre nella Marca stanno facendo scalpore in questi giorni le parole di Don Giovanni Gatto, sacerdote originario di Montebelluna che adesso vive all'Aquila, in una parrocchia dell'Aquila, che nei giorni in cui si sta tenendo il summit in Vaticano contro la pedofilia ha raccontato, ha confessato di essere stato violentato a 11 anni. Un fiume di parole, uno sfogo liberatorio che Don Giovanni Gatto ha voluto rendere pubblico. Sono stato molestato sessualmente a 11 anni ed ha lasciato a Facebook la confessione del suo segreto. Parla con il cuore in mano, spezzato da un dramma che lo ha segnato per tutta la vita. Ho deciso ora, ci racconta al telefono, perché in occasione del summit aperto da Papa Francesco contro la pedofilia ho sentito la testimonianza di un altro parroco che dopo anni è riuscito a raccontare di essere stato vittima di un abuso sessuale da parte di un religioso. Don Giovanni ci racconta che lui invece è stato attirato in casa da un uomo laico che frequentava la parrocchia e qui violentato. Io questa persona comunque l'ho perdonata perché il Vangelo ci insegna a perdonare, ma non la posso vedere non per cattiveria, perché se la rivedo mi si riapre quella ferita tremenda interiore di quello che è successo quando ero in prima media. Persona che ha tentato di ricontattare il parroco poco tempo fa e Don Giovanni ci dice: non ho voluto vederlo. Gli ho mandato poi un messaggio dicendogli che la sua presenza per me non era gradita, non per cattiveria, ma perché per la mia salute psicofisica, interiore, affettiva, non volevo rivederlo. Gli ho mandato un messaggio scrivendogli: ma non ti ricordi quello che mi hai combinato tanti anni fa, che mi hai molestato? E lui manco mi ha risposto. Non facciamo di tutto un'erba un fascio, dice Don Giovanni. Ho raccolto delle confidenze di alcune vittime, non tante,
di alcune vittime, sia di laici che anche di preti. E una cosa che voglio chiarire e mettere in evidenza, che non bisogna fare di ogni erba un fascio, cioè non bisogna dire un prete pedofilo, quel prete è pedofilo, allora tutti i preti sono pedofili. No, basta. Il Papa vuole dirci anche questo, il Papa. I pedofili sanno di essere protetti dalla paura e dal silenzio delle piccole vittime, ma queste testimonianze devono servire a combattere questo fenomeno che lascia ferite indelebili, soprattutto fra i più piccoli. Io piango quando sento di bambini che vengono abusati. Una marcia per dire no all'escalation di intolleranza e razzismo, lanciarla a Venezia. Il professore trevigiano Antonio Calò, lo ricorderete, noto per aver accolto in casa sua i migranti. Non vogliamo più leggere notizie di ragazzi che si tolgono la vita per un permesso negato. Non vogliamo più assistere inermi all'aumentare di rancori. A chi insulta, a chi usa le persone come ostaggi, diciamo che la debolezza è vostra. Antonio Calò, cittadino europeo del 2018, sceso in campo in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo a fine maggio, lancia insieme a un gruppo di studenti delle università di Padova e Venezia una marcia in laguna, il simbolo di quello che potrebbe trasformarsi in un soggetto politico porto aperto e un manifesto appello non contro, dice, ma per l'accoglienza, per l'equità, per il lavoro anche e soprattutto giovanile. Non siamo la minoranza dei buonisti, ma siamo un sentiere diffuso che può rappresentare tanti giovani, non solo nei nostri territori, ma in tutta Italia. Siamo stufi di vedere che una situazione difficile in cui siamo vada a farci abbandonare quelli che sono le basi del nostro vivere insieme, la tolleranza, il rispetto, la cura l'uno dell'altro, a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dalla propria provenienza. Invita dunque le donne e gli uomini di buona volontà alla mobilitazione. Calò. Il 16 marzo alle 15 alla stazione centrale di Venezia, un lungo corteo che raggiungerà il Tronchetto. Venezia rappresenta il meglio, il porto aperto, e simbolicamente il porto aperto non è soltanto un porto aperto su un piano sociale, politico, ma anche su un piano economico, ricordiamocelo sempre. Senta, cosa può diventare Porto Aperto? Porto Aperto può diventare una forza che rappresenta la volontà di tantissime persone che hanno deciso di aprire la porta e di aprire i porti. Adesso le immagini dell'intervento dei Vigili del Fuoco di Verona che sono intervenuti a Bussolengo per soccorrere un cane in difficoltà, scappato dal proprio giardino, ha gironzolato nei dintorni della sua casa, andando poi a finire in un canale, fortunatamente privo di acqua in questo periodo, ma non riuscendo più a uscire da questo canale. Durante i suoi tentativi di risalire le ripide sponde, come vedete nelle immagini, ha attirato l'attenzione di un passante che ha dato l'allarme chiamando i Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco sono intervenuti e lo hanno riportato su, come vedete, in queste immagini. Pochissimi istanti di pubblicità, poi torniamo subito, parleremo del carnevale, ma non solo. Eccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale a Venezia adesso. Prima di parlare del carnevale però torniamo a parlare della cosiddetta tassa di sbarco. È una proposta del Movimento 5 Stelle, sentite quale? Troppe esenzioni, troppe riduzioni e troppe eccezioni, diciamo, alla regola generale, che voleva essere quella di far contribuire i turisti mordi e fuggi al peso economico del turismo complessivo, che grava invece sui 261.000 abitanti di questo comune. Le esenzioni introdotte dalla Giunta Comunale per la futura tassa di sbarco in centro storico sono eccessive secondo il Movimento 5 Stelle, che ha presentato in Consiglio una serie di emendamenti per far pagare di più a chi verrà a visitare la città, a partire dai veneti che su richiesta del governatore Luca Zaia non sono tenuti a pagare niente. L'esenzione per i veneti è più che giustificata nei giorni feriali, perché esistono tutta una serie di uffici centrali che possono servire a tutta la popolazione del Veneto, ma nei giorni festivi, domeniche e festivi, anche i veneti devono contribuire. Dito puntato anche contro le convenzioni con le strutture ricettive esterne al Comune di Venezia. Se un turista in campeggio a Cavallino, sostiene Davide Scano, deve pagare senza sconti il contributo per entrare in città, perché la sua presenza e la sua produzione di rifiuti sono un costo per i residenti.
Brugnaro si è piegato ai diktat di Zaia per quanto riguarda i veneti e ai diktat di Confindustria per quanto riguarda appunto le altre strutture ricettive, cioè tutti hanno chiesto di riduzioni ed esenzioni, ma è assurdo che io vada a favorire strutture ricettive o campeggi che sono al di fuori del nostro territorio comunale per sfavorire le nostre strutture ricettive. E intanto i turisti e anche tanti hanno ovviamente affollato Venezia in questo weekend, soprattutto ieri, quando il Carnevale è entrato nel suo clou con il tanto atteso volo dell'Angelo, che per la prima volta ha visto scendere dal campanile di San Marco ben 2 angeli. 110.000 persone hanno invaso il centro storico, alle 10.55 era già stato raggiunto il numero limite consentito a San Marco. Grande emozione come sempre quando Micol Rossi, l'angelo guerriero, alle 11 in punto si è lanciata per essere seguita poco dopo da Erika Chia, la Maria del 2018. I 2 angeli sono stati accolti, come tradizione vuole, dal corteo del Doge. Dal punto di vista dell'ordine pubblico tutto è funzionato senza problemi, anche grazie alla collaborazione dei turisti che si sono tolti le maschere e hanno aperto zaini e borsi ai varchi di controllo. 2 giovani stranieri sono stati fermati dalla polizia locale mentre facevano pipì sulla basilica e nei loro confronti è scattata la denuncia per atti contrari alla pubblica decenza e una multa di 3.330 euro a testa. Stasera ovviamente avrete il quadro completo della giornata del ieri, ma soprattutto anche delle feste che ci sono state e che hanno caratterizzato la giornata e anche queste ore. Sarà una festa invece in marzo, il 13 marzo, per una giovane trevigiana, una 19enne che andrà a Roma per ricevere un premio importante insieme ad altri giovani, gli Alfieri della Repubblica, che si sono distinti per le loro scelte coraggiose di vita, anche se giovanissimi. Lei è Alessandra Cortesia, classe 2000, che ha sconfitto, diciamo così, il bullismo di cui era vittima con la break dance. Stiamo tornando in patria e sono molto felice del mio risultato, portiamo a casa l'argento. Ecco l'Alessandra Cortesia, 19 anni, mentre stava rientrando dalle Olimpiadi giovanili di breakdance che si sono svolte a Buenos Aires. Un ricordo indelebile per la ballerina di Santa Lucia di Piave. Lei, vittima di bullismo, ha saputo reagire con tanta forza di volontà, lasciarsi alle spalle quella brutta storia. Ma il riconoscimento più importante lo riceverà presto dalle mani del presidente Mattarella. Ad Alessandra sarà conferito l'attestato d'onore di Alfiere della Repubblica. Dalle piste da ballo arriverà al Quirinale. La motivazione è semplice, il suo successo è frutto di talento ma anche di una grande forza di volontà dopo aver subito lo scherno e l'emarginazione da parte dei compagni per essere stata la più piccola della classe, oltre che una delle più brave. Quando veniva bullizzata riceveva lettere minatorie ed era costretta a portare gli zaini pesanti di tutti. Ballando, allenandosi 4 ore al giorno, ha acquisito fiducia in se stessa e questa l'ha spinta a ribellarsi e a non subire più. Un esempio di riscatto attraverso la danza. La risposta ai bulli che l'hanno tormentata la dà lei stessa con questa foto e con in mano una medaglia che vale più di 1000 parole. E un grazie speciale va alla Federazione Italiana Danza Sportiva. Complimenti dunque ad Alessandra, siamo in chiusura, vi ricordo alle 13 l'appuntamento, fra pochissimo parleremo di quanto incide in Italia il divario nord-sud dal punto di vista economico, sociale in ambito sanitario, ovviamente è un tema scottante in questi giorni di attesa dell'autonomia. In studio con noi Ivano Spano, sociologo dell'Università di Padova, Giuseppe Graniello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo e Alex Bazzaro, deputato della Lega. Aspettiamo ovviamente i post sulla pagina Facebook e le chiamate in diretta allo 049 490 6054. Poi questa sera alle 20:10 il appuntamento con 20:10 e parleremo di sanità e lo faremo con il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi e Cinzia Bonan, segretario della CISL Belluno Treviso. Poi alle 21:15 Charing, come sempre ogni lunedì il talk show del lunedì, la politica alle corde. Cominceremo con una intervista a Monica Andolfato, giornalista del Gazzettino, nel mirino della camorra in Veneto, come è stato reso noto nei giorni scorsi, nelle intimidazioni subite negli anni proprio per i suoi articoli contro la camorra in Veneto, quindi parleremo con lei dei tentacoli della piovra nella nostra regione. Poi temi di attualità dall'autonomia ai risultati in Sardegna, e quindi
i nuovi ragionamenti sulla maggioranza di governo. Lo facciamo con Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, l'onorevole Federico D'Inca del Movimento 5 Stelle, il senatore Marco Marin di Forza Italia e Marcello Bano della Lega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Nel dettaglio sul Veneto continua un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra 0 e 2 gradi, massime oscillanti tra 13 e 15 gradi. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura. Non sono attese piogge degne di nota, sarà asciutto ovunque. Temperature minime comprese tra 0 e 1 grado, massime oscillanti tra 12 e 14 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. In quota e sui confini alpini possibili velature a carattere sparso. Temperature minime comprese tra 3 e 5 gradi, massime oscillanti tra 16 e 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.